Le varietà linguistiche in Sicilia sono una realtà viva, ma anche un arduo ostacolo che ha reso complicato il lavoro di tanti studiosi. La domanda nasce spontanea: è possibile in Sicilia un codice di scrittura comune? È possibile una coinè che racchiuda in sé le molteplici varietà del siciliano? O ancora meglio, quale siciliano scrivere? Innanzitutto bisogna comprendere la netta differenza, cosa che riguarda tutte le lingue, tra il parlato e lo scritto e avere la consapevolezza che il primo è inconfutabilmente la vera ricchezza, quello che abbiamo appreso in modo naturale dai nostri genitori sin da quando eravamo in fasce. Il secondo, invece, non è altro che un codice, un protocollo, un sistema utilizzato per comunicare attraverso segni grafici e in quanto tale limita in linea generale l'espressività della lingua, la sua coloritura fonetica. Il siciliano di fatto non è mai stato provvisto di un codice di scrittura unico, ma ogni scrivente si è reso libero e continua a farlo di produrre secondo il modo che gli è più congeniale e secondo le proprie competenze. Chissà se un giorno pure il siciliano avrà un sistema uniforme di scrittura come è accaduto alla lingua somala, per esempio, che solo dal 1972 può vantare un protocollo di grafia comune. Intanto mi piace puntare l'attenzione su un'ortografia funzionale che tenga conto da una parte dell'etimologia della parola, ma che dall'altra sia tollerante alle molteplici espressioni fonetiche consolidate e che segua le più basilari norme grammaticali. Un corpus organico di regole grammaticali e ortografiche era infatti quello che auspicava nel dopoguerra Federico De Maria, una lingua letteraria distante dai vernacoli. Ma un modicano sarà mai disposto a scrivere chiamari, chiummo, chiavi, sostituendo ciamari, ciummo, ciavi, imitando i suoi concittadini poeti come Silverio Sortino e Carlo Amore, che in tempi non molto recenti utilizzavano invece il gruppo CH puro, dati la chiavi Alumiu Calasciuni, Auricchia, Cacaticchiu, Spicchiu. Un catanese rinuncerà ad assimilare nello scritto gruppi consonantici come RT in TT o RD in DD, ma chiurista potta o Caruso, ma chi si suddu? Inseguire un'ortografia funzionale o razionale può davvero rappresentare una perdita di identità per gli autori che, non riconoscendosi in quelle forme, si sentirebbero estranei in casa propria? Il vero problema, a parer mio, sta soprattutto nella scarsa conoscenza del siciliano, che, non essendo mai stato insegnato nelle scuole, continua a collocarsi in posizione subalterna rispetto alla lingua ufficiale e declassato altresì a dialetto da una certa critica purista che continua a vedere differenze qualitative rispetto ai sistemi di una lingua. Se ci fosse invece la possibilità di insegnare il siciliano nelle scuole, tutte le sue varianti non sarebbero più un tabù, perché studiate e quindi conosciute. Non ci meraviglieremmo dinanzi al simassetta che si discosta dal più diffuso sassettasse, o dinanzi a costrutti pisillavare, ecco, contrapposto al più conosciuto pillavarisi, o ancora davanti a costrutti voglio mi mangia, in alternativa al più celebre voglio mangiare. Sintagmi che,
probabilmente affondano le radici nelle morfosintassi slave e bulgare. Nelle lingue balcaniche, infatti, una frase del tipo voglio mangiare suona all'incirca come voglio che mangio. Non ci meraviglieremmo neppure dinanzi a Nasida, Gisira e Isca, oppure di fronte ai possessivi mo, ma, meo, mio. Non ci meraviglieremmo dinanzi a Zimmarus, Crozza o Crapa, o davanti a Percoco, Varcoco, Fraccoco, Chiricuopo, o davanti alle innumerevoli forme di trottola, palorgiu, tuppetto, tuppettoru, sciummula, sciummalo, piridda, piru, rummolo, turtuluni, firrialoro. Il siciliano è una lingua ricchissima a livello lessicale, ma ahimè è una lingua che pochi conoscono a fondo a livello regionale, motivo per il quale ognuno si fossilizza nel proprio dialetto, che è comunque parte di questa ricchezza inestimabile. E sono proprio queste differenze a determinare, soprattutto in ambienti non abituati al siciliano, il falso problema di una lingua standard, che molti linguisti tuttavia hanno intravisto nella letteratura siciliana e ancora oggi tra gli autori che utilizzano come espressione letteraria il sicolo idioma una certa uniformità esiste. La conoscenza storico-linguistica del territorio dà un quadro sostanzialmente più completo che porta ad apprezzare tutte le forme presenti. Tutti i dialetti, ammesso che il siciliano lo sia, non sono codici secondari imperfetti, ma come tutte le lingue del mondo sono costituiti da suoni, parole, frasi e significati. La differenza tra lingua e dialetto non è linguistica, ma è un fatto politico e socioculturale.